Eder, Mac, Pallister. Sebastiano, la storia dei vicini alla fine non l'ha mai capita nessuno. Ce la puoi spiegare bene una volta per tutte? Noi abbiamo qua dei vicini che siamo molto in confidenza, li chiamo, gli ho detto guarda venite giù, Cosa gli hai detto? Puoi ripetere? gli ho detto guarda venite giù perché sono già le 6 e non ho notizie. Verso che ora ti sei preoccupato? Le 4 ho detto insomma guardavo un po' la televisione, stavo qua e ho detto passa un'ora, passa 2, ho detto ero un po' preoccupato, ho cominciato a preoccuparmi. Ad un tratto sul telefono di Liliana, quello che tu non tocchi mai, arriva un messaggio da parte di Gabriella. Ho scritto ho un regalo per te, gli ho telefonato, gli ho detto guarda Lili non è ancora rientrata e se puoi venire giù mi fai un favore. Cos'è che gli hai detto? Se puoi venire giù mi fai un favore così vediamo cosa sta succedendo. E dopodiché abbiamo chiamato l'ospedale, il pronto soccorso e dopo, passato il tempo, a un certo punto alle 10 di sera ho detto guardate andiamo giù. Sei sicuro di averlo detto tu? Anzi la mia amica mi dice ascolta Sebastiano è meglio che andiamo a fare una segnalazione in questura. Tu quel pomeriggio a che ora rientri? Io vengo a casa alle 4 del pomeriggio, mi siedo, guardo televisione, alle 5:30, adesso non so esattamente l'ora, mi arriva il messaggio sul telefono di Liliana che era vicino a me e dicendo ho un regalo per te. È la vicina che manda questo messaggio. Io rispondo guarda Gabri, Liliana non è ancora a casa e sono venuti giù, sono scesi perché loro abitano proprio il portone vicino. E dopodiché io ho notato subito che Gabriella aveva gli occhi rossi come se avesse pianto e ho visto Salvo strano, agitato, di una stranezza, di qualcosa. Poi dentro di me ho detto alle 5:30, alle 7 mi dicono guarda andiamo in questura qua e là, ho detto alle 7 di sera, andare in questura, può essere anche andata con i suoi amici, ex colleghi, non mi sono allarmato. Io sarei andato immediatamente alla polizia. Alle 5:30 mi hanno mandato un messaggio sul telefonino di Liliana, io ho aperto, avevo i telefonini lì e ho visto Liliana ho un regalo per te, Gabri. Io telefono col telefono di Liliana e dico Gabri guarda che Liliana non è tornata a casa e sono venuti giù. Gabri aveva gli occhi rossi come se avesse pianto e ho visto Salvo strano muoversi di qua e di là una cosa e l'altra. A un certo punto alle 7 di sera mi dicono dai andiamo in questura, andiamo a fare questa denuncia che Liliana non è ancora a casa. Non ho mai creduto che Liliana fosse scomparsa. Forse avremmo trovato Liliana, forse si andava a cercare, loro sapevano già, grosso modo Sterpin sapeva più o meno dove poteva trovarla, perché è stato lui a indicare, successivamente l'abbiamo saputo, il posto, e di conseguenza forse l'avremmo potuta salvare. Tu il 14 sei uscito presto. Il giorno 14 sono uscito di casa che avevo delle commissioni da fare, verso le 8:10, 8:15. Ho finito i miei lavori verso mezzogiorno e sono andato a fare delle prove perché ho comprato una GoPro. Ho guardato il video, sono dalle 12:22 in poi fino a non so che ora, non tantissimo. Dopodiché sono andato in bicicletta qua a casa. Ho mangiato, 1:30 può essere. Ho riportato la bicicletta dove c'è un piccolo studio giù in città e sono tornato a casa con la macchina. Ho visto che c'erano i telefoni lì e ho detto strano, ho detto ora ho dimenticato a casa i telefoni. Ho visto che è arrivato un messaggio, ho guardato e c'era la nostra amica qua Gabri che gli scrive che ha un regalo per lei, 6:30. Siamo andati giù in questura a fare una segnalazione di scomparsa sulle 10 di sera. A che ora torni a casa quel pomeriggio? Torno a casa primo pomeriggio, qua e là, una roba e l'altra,
E a un certo punto ho visto che c'erano i telefoni di Liliana su questo mobiletto. Io ero seduto in soggiorno, stavo guardando la televisione e sento un click, guardo il telefono di Liliana, ho detto, ah, ma c'è Gabriella. E Gabriella scrive, ho un regalo per te. Io chiamo Gabriella col telefono di Liliana e dico, guarda, Liliana, no, non c'è, ci sono i telefoni qua. Allora mi fa, beh, adesso scendo, e sono venuti da me. E hanno cominciato sono entrati, ho visto che Gabriella aveva gli occhi rossi, ho detto ma forse stai poco bene, adesso non mi ricordo. E a un certo punto si parlava così del più del meno, a un certo punto Sebastiano, bisognerebbe andare a denunciare, a segnalare il fatto che tua moglie non è tornata a casa. Io infatti a Gabriele ho detto, guarda, siamo sotto le feste natalizie e di solito si incontrava con gli ex colleghi o per un bicchiere o per una cosa e l'altra, si fermavano a chiacchierare, mi pare che qualche volta anche è andata a mangiare la pizza assieme, no? Cioè non mi sono preoccupato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.